Io ti volevo bene, veramente bene, bene assai. Quando sei stato prima amore, ti regalato cuore. Mi camminava sempre di pensiero la mattina a sera. E tu non l'hai capito, ma io bene che io ti volevo. Ma mi è venuto. E adesso Mauro Nardi, come stai? Una bellezza, sto bene, benissimo. Ti trovo in gran forma? Sì, sono di gran forma, sì. Canta Amore, poi il nuovo album che ti ha levato quasi un anno di... Canta Amore è una cosa particolare, quest'anno questo disco c'è stato un impegno esagerato, diciamo, è il top, per me è uno dei più belli. Lucio Tortora con tutti i musicisti dal vivo, il tecnico Rosario Fiorenzano che ha fatto nottate per far sì che uscisse tutto alla grande, è uscito alla grande. Tu sai che abito qui nel palazzo dove c'ho lo studio e notte e giorni stavo sempre a pensare e a dare un giudizio a me stesso se facevo bene oppure no, però ho fatto bene. Noi, che la coppia perfetta noi, sempre più innamorati noi, 1000 frasi d'amore minuti scritte sotto la pelle noi, prigionieri lo stesso respiro, mezza vita passata vicino, rinde libere storie d'amore, prima posto sempre noi. Dicono pazza noi, e tu all'improvviso mi dici è venuto l'amore con me. Tu non lo trovi nada meglio me, che ti regalo con il mano, che non ti fa mancare niente, che la canzone che dà contenta, che asciutto tutto marena. Tu non lo trovi nada meglio me, che tutti i giorni sanno amore te. Ti fa sentire sempre importante, ti fa scoppiare l'amore dentro, una vita che non parla da te. Noi che toccavamo le stelle abbracciate, che aspettavamo i mesi di mano, quando insieme facevamo amore giù carnale sempre noi, a stringere in oscuro la notte, rindo bene in male più forte, sempre complice su. Ho voluto inaugurare questo album, questo CD proprio facendo il nuovo studio, perché tu sai che io ho fatto il nuovo studio progettato dall'ingegnere che fa proprio gli studi di registrazione, Fabrizio Longobardi, e ti dirò sono uscite delle sonorità bestiali, bellissime. Ho speso una bella così sorte, però è uscita alla grande. Tu non lo trovi nada meglio me, che ti regalo come l'anima, che non ti fa mancare niente, che la canzone che dà contenta, che asciutto tutto marena. Tu non lo trovi nada meglio me, che tutti i giorni sanno amore te. Ti fa sentire sempre importante, ti fa scoppiare l'amore dentro, una vita che non parla da te.
Senti, tu sei un pezzo di storia della nostra canzone napoletana, ma cosa è cambiato dagli anni 80 ad oggi? Guarda, dico una cosa, quella che cambia innanzitutto che più esperienze è un po' saggio, però quello che non mi cambia mai è la responsabilità verso il mio pubblico, perché sono passati tanti anni, vedo che si rinnova ancora di più il pubblico. La gioventù che per Mauro Nardi, sai, a volte li fermo per la strada, i giovani che si vogliono fare una fotografia, ma io mi metto i scuoli loro, perché forse ho un fatto dentro che ho di essere molto umile, è bellissimo per me. C'è il collegamento tra le persone mature e i giovani? Sì, perché i genitori hanno trasmesso, sì, Mauro Nardi, io mi sono sposato con la canzone di Mauro Nardi, che sai tu? Poi l'informatica è quella che ti aggiorna di tutti gli artisti e di tutte le persone. Poi sono sempre responsabile, anche quando mi esibisco, sono sempre quello lì preoccupato per fare sempre bella figura, perché il pubblico che mi segue lo merita e io li voglio bene. Senza chiamare, non c'è di ragazzi che fa tremare, non te la rompere pace. Che fa paura pensare che sta dormendo con te, non lo sapesse lasciare e passa la serata morendo. Ma quando torna tu tu si contenta così, e braccia che sta amore torna a dicere sì. La verità ti fa male, sono più belle bugie, perché ti spoglieranno ancora e non ti fanno soffrire. Non si brava a combattere e mannaggia così, per paura e morire. Sei un artista che esporti la canzone in tutto il mondo, da sempre. Ma qual è il rapporto con i migranti, con la gente? Mamma mia, un rapporto, guarda, se non mi vedi quando mi esibisco non ti puoi immaginare. È un rapporto viscerale con quella gente, perché loro vivono ancora di ricordi, e quando io mi esibisco nel Taj Mahal con 7-8 mila persone, che l'ultima tournée l'ho fatto con Gigi, no? nel 2007, e ti dirò, abbiamo fatto 12 spettacoli, tutti soldati, tutti pieni, però tu quando canta una canzone e c'è quel pubblico, a parte che loro stanno lì, mica sono come noi, ramo di patanella, ramo di popcorn, no, lì stanno seduti e quando è il momento si alzano e ti applaudiscono. Si volesse bene a me, t'aspettasse con una rosa, ti scrivesse a meglio frase, ma rubasse una dovase. Si volesse bene a me, fosse pronta per fare amore, quando è vuoto desiderio, prendolette cerca te. Fammi allora tu un favore, riesci senza fare rumore, non ti fa per a sto cuore, che se ferma per dolore. Ma che vai non mi sceda, te prego non ci dicerà nessuno. Fammi allora tu un favore, non mi fa cagnare pensiero, non mi vennere parole, non si beve l'acqua mare. Sì, ma niente può cagnare, te dimmi c'è sta la verità. Si volesse bene a me, non facesse come tante, che fernuti fa l'amante, poi te vanno salutare. Fammi allora tu un favore, riesci senza fare rumore, non ti fa per a sto cuore, che se ferma per dolore. Ma che vai non mi sceda, te prego non ci dicerà nessuno.
Mauro Nardi è decisamente un cantante popolare. Sì. Tu ne sei anche orgoglioso. Orgoglioso sì, perché io sono nato qua nel quartiere Avvocato Monte Calvario e sono rimasto qui perché, diciamo, perché non c'è stato il bisogno di... sto bene, la gente mi ama, mi vuole bene, il quartiere mi adora, perché sai, non è facile un artista essere amato dal quartiere, perché io sono uno normale. Questo popolo che merita, perché mi adora, mi ama e me lo dimostra, me lo dimostra, e io sono come loro, per cui solo che io canto e loro mi applaudiscono. Amore, tu per favore, non mi fa cagnare pensiero, non mi vendere parole, non si beve l'acqua e mare. Se mi niente può cagnare, te dimmi c'è sta la verità. Per lavorare ci ho fatto tanti mestieri, no? Tanti. Poi Beniamino Maggi si accorse che aveva una bella voce e disse: ma tu devi andare da Baldassare, devi fare uno spettacolo per i giovani. E lui mi misi questa cosa nel 70, pensi. Andai lì, al Teatro Brac, 100 appuntamenti, vince il tuo primo posto quando veramente c'era la giuria. E da allora lì poi ci fu Antonio Fusco, Franco Baldi che mi prelevarono e iniziò con la band di Gianni Desiderio, la buonanima del maestro Gianni, lo show. Ero l'unico cantante napoletano e stavo lì. Perché il passato è un passato che per me è stato di grande importanza, di grande fortezza. Mi sono fortificato, sì, fortificato e poi la cosa bella è quella con il pubblico, che io ci sto vicino. Non mi farò vedere, proprio tu con me stasera, rido stesso terreno che fatalità. Non mi conosciuto, forse sono un po' invecchiato, tu città e quale tanto tempo fa. Dimmi sei sposata, ti sei pure laureata, ma ricordo ti piaceva se studiare. Io vivo a Milano, da 10 anni divorziato, ogni tanto tengo a nostalgia di tornare. Ti penso a notte, sto più bello che ce l'ha scordato mai. Ti ricordi con me innamorato, in tuo cuore mio ti devo solo a te. Ti penso a notte, penso a che li camerate sotto le stelle, l'emozione la prima volta arriva male. Sulla luna c'è tutta la verità, ma tu non credevi a st'amore, poi dicevi ogni sera, dai non è per te. Chissà, forse hai avuto ragione, e partito lontana però parecchio a te. Nella tua lunga carriera ma hai conosciuto dei personaggi importantissimi, eccezionali. Mamma le mia. foto prima proprio. Mamma mia, io se avessi avuto una telecamera e avessi girato tutte le persone che io ho incontrato, che ho avuto a che fare di persona, ma sarebbe stata una gran bella cosa. C'ho solo foto, ti dico, tipo Tony Blair. Io con Tony Blair, che è la seconda forza mondiale, che era Bush e Tony Blair, pensi? E io ho giocato a pallone con lui, con i figli, in Inghilterra. Guarda, ma non è una cosa... ma io non agito mai da nessuno. Eppure Sinatra, io la prima volta sono andato in America nel 1979. Io, Frank Sinatra,
sono stato a fumarmi un sigaro in un locale di New York, di Manhattan, importantissimo, che ogni sigaro costava dai $300-400. Maradona, io ero l'unica famiglia che frequentavo lui, sono stato ospite suo alle sue nozze. Pensa che lui amava Mauro Nardi, ha iniziato ad amare me quando io gli ho dedicato Carmela senza microfono, solo con la chitarra, e lui da allora, ti dico, e quando mi invitò alle nozze sue, nell'87, mi ricordo che lui quando mi ha chiamato, io stavo in cucina e mia moglie disse: guarda, ho messo i piselli da un'occhiata. Lui quando mi ha telefonato, io non ci credevo che era lui. Ci ha bruciato il tuo pisello. Troppo bello, perché non mi rendevo conto. Lui dissi: io sono Diego, ma guarda, mi ha chiamato adesso da Dubai 7 giorni fa, mi ha invitato una settimana a Dubai. Ma quando vai a Dubai? Mi devi cantare Carmela, Mauro, ti aspetto. Ci ha nascosto in mente paura per proteggere st'amore, sempre più solo noi tutti e due, contro bene e contro male. Assai più bella di vivere in te parole, non c'è che sta storia che non è fermata. Voglio alloccare tutto il mondo che tu sei tutte cose mai ci ammalazza. E te pensi, più carnale non mi fa d'amore, quando ci vestimmo e ci pasiamo ancora. E te pensi, pure quando non c'è sta lontana, una carezza tua e mi manca come un pane. Tu mi fai vivere e mi fai morire, tra male e bene resta sempre mia, perché non ti voglio perdere. E di narone mi fai cancellare, e cose brutte da sta vita, tu mi fai sta fuori. Però non ho mai approfittato di queste immagini importanti, mai. Che sono sempre discreti. Sempre discreto. Infatti io quando mi esibisco io non ho avuto niente da nessuno, ho fatto tutto da solo e devo ringraziare il pubblico che mi segue ancora. Perciò dicevo, io lo amo il pubblico che mi segue, perché loro è la mia forza, no? E mia madre che mi ha messo un po' a farci da te. Poi del resto. Mi ricordo di mamma come? Per lei eri il più sfortunato. Sai, eri il più sfortunato. Invece poi si rilevò che io ero il più fortunato. E te pensi, più carnale non mi fa d'amore, quando ci vestimmo e ci pasiamo ancora. E te pensi, pure quando non c'è sta lontana, una carezza tua e mi manca come un pane. Tu mi fai vivere e mi fai morire, tra male e bene resta sempre mia, perché non ti voglio perdere. E di narone mi fai cancellare, e cose brutte da sta vita, tu mi fai sta fuori dall'anima. Tu mi fai sta fuori dall'anima. La Zeus già mi ha detto: Mauro, complimenti perché stiamo avendo delle belle soddisfazioni. E io sono contento. Ma è un momento sempre speciale quando esce il disco. Mamma mia, per me quando esce il disco è, a parte come i bambini quando aspettano l'Epifania, no? Che non si vanno a dormire sperando che viene una Befana pure regali. Per rendermi conto è per avere, dopo le critiche positive e negative. Io ti ringrazio. Grazie a te. Sei stato veramente molto caro e ospitale. Canta amore. Canta amore, Mauro Nardi. Vi raccomando, a cattata villa, un po' copiate. Ciao, grazie. Ciao. Chissà che fai stasera, sicuro tu mi pensi ancora. Cinque per notte una canzone ti fa ancora male cuore, sto ricordo è vivo ancora. Chissà che fai stasera,
sono tornato a pensare. Quando si arriva alla mia età, mannaggia rete non si può più tornare, pesano assai sti responsabilità, non c'è più forte come ieri, quando silenzio non ti faccio alloccare, ti dormi e suonerà incontrare. Chissà che fai stasera, se per tu mi pensa ancora, cinque penno di una canzone mi fa ancora male cuore, sto ricordo e viva ancora. Chissà che fai stasera, io mi domando tutte le sere, pure se amare la verità, non me ne parte che ci ha fatto, sono tornato a pensare.